paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ben trovati all'ultima puntata annuale, in questo caso di Auto da Fè. Sempre sia omaggiato Elia Scanetti, nostro nume tutelare per attraversare il nuovo millennio con grande rispetto per ciò che è stato il secolo precedente, e quindi non so neanche dove sto arrivando. Mi sono incartato brutalmente per cercare di trovare un senso a ciò che un senso non ha, per citare un altro grande interprete della contemporaneità, ma soprattutto io voglio dare il benvenuto e il buongiorno. C'è bisogno di razionalità, di ragione, di un po' di illuminismo. Voglio dare il benvenuto e il buongiorno, mi perdonerà per la mia pochezza, al professor Dario Generali, che saluto innanzitutto e che poi brevemente vi presenterò. Grazie professore per essere con noi oggi e mi perdoni questa apparente leggerezza che mi ha colto improvvisamente stamani. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Grazie. il professor Dario Generali è storico della filosofia e della scienza, è associato alla sede di Milano dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, il CNR, docente universitario e professore, lei ha dedicato buonissima parte della sua attività di ricerca alla questione della circolazione del sapere scientifico nella nostra moderna età e più in generale alla storia appunto del pensiero scientifico e filosofico. Io mi sono così, in maniera molto artigianale, improvvida e impropria, permesso di dire che in questa epoca, credo, abbiamo molto bisogno di ragione e di razionalità. Abbiamo molto bisogno perché c'è tanta fuffa e c'è anche tanta ipocrisia e una superficialità, credo, concettuale. Lo dico così da persona che fa da 30 anni una rassegna stampa, l'ha fatta per 30 anni, e nuota oggi in una pochezza concettuale che va dal mondo della politica a quello dell'informazione e dei media, sempre più allargandosi. Paradosso, perché ci avevano detto che con i nuovi media, con la digitalizzazione, con la possibilità di esprimere sempre più il nostro pensiero si sarebbe arricchito, i nostri interessi si sarebbero moltiplicati. A me pare che si vadano restringendo le menti di coloro che guidano la politica e anche l'informazione, però questa è una mia opinione del tutto personale. Lei affronta queste questioni in maniera molto più strutturale e si sta occupando, tra l'altro, se non sbaglio, professore, proprio in queste settimane, in questo periodo, di dare alle stampe un volumetto che ricorda un convegno molto interessante tenuto in una data molto interessante, che è l'ormai lontano 1989, no? Dai Giacobini al Risorgimento, 4 lezioni sulla Rivoluzione francese, si intitolerà questo pamphlet, questo opuscolo che lei sta curando e che si rifà appunto a una data, ottobre del 1989, quando in quel di Paderno Dugnano il comune organizzò un ciclo di conferenze per illustrare gli aspetti più significativi della storia della rivoluzione francese e dei suoi riverberi nella cultura del tempo. Cultura del tempo che a quel momento era scossa anche dalla caduta del muro di Berlino, quindi si dischiudevano quei magnifici orizzonti che avrebbero promesso, diciamo, apertura, libertà, arricchimento sotto tutti i profili e che hanno condotto invece a un presente, a mio giudizio, oso esprimere in sua presenza, professore, un giudizio, è andata molto diversamente. Però lascio a lei la parola e io mi sono permesso di incorniciare la nostra conversazione in un titolo molto banale. Possiamo ancora dirci illuministi? E quale è l'eredità di quel periodo straordinario che gettò le basi per il Risorgimento, per la nostra stessa storia moderna, anche guardando ai confini domestici italiani? Professore, mi perdoni la lunghezza e l'affastellamento di questioni. Lascio a lei di dipanare questa complessa matassa. No, grazie, ha fatto un'ottima introduzione e mi ha sicuramente facilitato l'intervento. Condivido sicuramente quello che lei ha appena detto. È un momento di forte disorientamento per l'Occidente. L'Occidente sicuramente si basa su questa tradizione razionalistica. C'è una tradizione culturale che parte dal mondo greco-romano, si caratterizza in modo significativo durante la rivoluzione scientifica, che è la base poi del razionalismo illuministico,
e anche della nostra sensibilità moderna. È un periodo di forte disorientamento. L'Occidente è sicuramente in crisi. Certamente i modelli politici, culturali, civili che l'Occidente è riuscito a realizzare sulla base dei principi della Rivoluzione francese che affondano nella riflessione illuministica, come le Sì. dicevo, nella svolta significativa della rivoluzione scientifica, sono sicuramente io direi un faro di civiltà. Non esistono nel mondo situazioni di evoluzione civile e politica come quella che l'Occidente è riuscita a darsi. Le democrazie liberali sono un modello, io direi, insostituibile per una convivenza civile e per un rispetto dei diritti individuali, delle nostre esigenze più profonde di libertà, di personalità, di autorealizzazione. Ma è un momento di particolare crisi e lo vediamo anche dal contesto geopolitico, da quello che sta Sì. succedendo in questo periodo. Abbiamo assistito negli anni precedenti e assistiamo ancora a delle derive, come potrebbe essere quella wokista, una profonda irrazionalità, una svalorizzazione del pensiero scientifico, un approccio solo tecnologico e funzionalistico a quelle che sono le conquiste che lei ricordava della scienza e della tecnologia, che ci darebbero invece degli strumenti potentissimi per un progresso civile, quello che ricordava Cattaneo, per esempio, legandolo alla crescita economica, perché la crescita economica ha senso se si trasforma in progresso civile. E allora, certo che abbiamo bisogno di razionalità. La razionalità e la libertà purtroppo non sono conquiste ottenute una volta per tutte, bisogna conquistarle quotidianamente, rispettando quei valori su cui la nostra civiltà si fonda, su cui la civiltà dello Stato di diritto si basa. Allora, il senso della pubblicazione di questo libretto è proprio legato alla volontà di ribadire questi valori della Rivoluzione francese attraverso il recupero di questi testi che fin dall'inizio, fin dal progetto di quelle conferenze avrebbero dovuto essere poi pubblicati. Poi vi fu un cambio di giunta, non ci furono più i soldi. Ora ho ripreso in mano questo progetto con una nuova casa editrice che comunque però è da anni che sul mercato che valori italiani di vigore e riproporremo queste 4 lezioni di grandi maestri del pensiero, di grandi interpreti della storia moderna, quali Hein Bustin, Carlo Capra, Raffaele De Grada e Franco della Peruta. Allora, in queste conferenze si ricostruiscono un po' per immagini quelli che sono degli elementi fondamentali della Rivoluzione francese. In primo luogo, l'intervento di Bustin sarà concentrato sulle cause della Rivoluzione francese, sull'immagine storiografica che noi abbiamo della Rivoluzione francese. Raffaele De Grada parlerà dell'arte nella Rivoluzione francese, in particolare dell'opera di David, artista rivoluzionario che interpretò in modo egregio attraverso il modello neoclassico che venne digitalizzato proprio dal suo intervento e dei fatti rivoluzionari di quegli anni e ci diede un'immagine di continuità rispetto ai valori fondamentali del mondo classico e del mondo greco-romano. E infine una conferenza di Franco della Peruta, un grande storico del risorgimento italiano, che ci mostra le connessioni tra il momento, i valori della Rivoluzione francese, ma anche il governo napoleonico e la successiva nascita del risorgimento italiano, dell'emancipazione dal dominio straniero e della costituzione del nostro paese come un paese unitario, come una nazione unitaria. Ecco, professor Generali, lei ha inquadrato benissimo il percorso che ha portato dall'89 a oggi, no?
Mi viene da farle una domanda provocatoria non nel senso letterale del termine, etimologico del termine, cioè che provochi una riflessione. Il quadro del 1989, quando si tenne questo convegno, che attualità ha ancora oggi? Che analogie ci sono fra quell'epoca lì? Cadeva un muro, no? Un muro importante, quello di Berlino. Finiva un'epoca e i valori della ragione, della rivoluzione francese, come suonavano nel 1989 e come suonano oggi, secondo lei? So Ma che guardi, è una domanda lei ha col tremenda, diciamo, però no, 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 lei ha colto perfettamente il problema e la crisi. Il La caduta del muro di Berlino ci aveva dato tante speranze. Sembrava aprirsi un mondo, sembravano, cadere le ultime barriere così della contrapposizione della guerra fredda, della crisi di quegli anni, no, dal punto di vista della razionalità. Si sperava in una grande apertura, per esempio in una grande Europa, in un processo di civiltà sempre progressivo. La caduta del muro di Berlino fu un elemento fortemente razionalistico legato a questa tradizione ecco, se lei illuministica. mi permette per interloquire, non per interromperla, no? Nel 1989 cadevano i 200 anni canonicamente dalla rivoluzione francese e forse la caduta del muro di Berlino lasciava presagire che si potessero incarnare realmente quei valori della rivoluzione francese dopo il crollo dell'ultimo totalitarismo, no? Quello sovietico. Quindi l'Europa forse nel 1989 diceva, bah, forse questi valori, diciamo, progressivi, democratici, il portato migliore, il frutto dei valori della rivoluzione francese di 200 anni fa, può trovare spazio. Mi pare che questa considerazione oggi non la possiamo più fare. E no, O la purtroppo facciamo no. con molta più fatica, quantomeno. Dobbiamo sforzarci No, di trovare il lumicino in fondo al buio. no, guardi, è una delusione terribile per la mia generazione, da dove siamo partiti e dove ci troviamo ora. Noi stiamo lasciando un mondo molto peggiore rispetto a quello che avevamo trovato e a quello che avevamo vissuto. La speranza di un mondo interamente liberale, interamente democratico è andata fallita, anche perché proprio, come le dicevo prima, la ragione e la libertà bisogna conquistarli passo per passo, non sono conquistate una volta per Mm. tutte. La ragione è una piccola fiamma del gran selva della vita che noi dobbiamo tutelare ad ogni istante, ad ogni passo. La storia è andata in una direzione completamente diversa. I valori dell'Occidente si sono confusi. Io penso per esempio alla terribile irrazionalità, per esempio, del mondo woke, Sì, no, del wokismo, sì. che è un aspetto di questa crisi dell'Occidente, che non riesce a reggere in alcuni momenti il confronto con i totalitarismi proprio per soffocarsi da solo, per usare queste libertà in un modo distorto. Allora, il recupero oggi dei valori razionalistici servirebbe sicuramente all'Occidente per riprendersi i propri valori e difenderli rispetto a una degenerazione, per esempio quella che lei mi stava dicendo del mondo russo, che noi si sperava che avesse tutt'altro itinerario e invece è ricaduta in una condizione di totalitarismo, di autoritarismo. E così sembra per buona parte del mondo che non è quello strettamente occidentale. Ecco, c'è un altro I aspetto, motivi. no? C'è un altro aspetto che mi ha colpito nel suo ragionamento e anche in quella bozza non ancora definitiva che ho letto dell'assunto dei lavori di quel convegno dell'89 che lei citava prima, professore, no? Ed è il fatto che, per paradosso, dal 1989 a oggi, prendiamo come riferimento la data di quel convegno molto interessante a Paderno Dugnano, no? Da cui prenderà le mosse poi questo volume che lei sta curando. Ecco, dall'89 a oggi è enormemente esplosa la capacità pratica della scienza di cambiarci la vita con la tecnologia, quello è fuori di dubbio, no? La scienza si è incarnata in qualche modo nella tecnologia, ma questa
detto progresso tecnologico è servito a rinfocolare non la razionalità, bensì, come lei diceva, ad esempio la cultura woke è uno di questi aspetti, l'irrazionalità. E a me pare che nell'opinione pubblica comune, anche nelle discussioni che si hanno sui social, che sono pur sempre uno specchio della mentalità comune, condivisa, con tutte le grossolanità e le imperfezioni che una media comporta, no? È difficile dire la mentalità media, però qualsiasi tono di discussione pubblica ti dà l'idea del mondo in cui vivi. Ecco, il contrario esatto della razionalità è ciò che domina oggi. Oggi la gente vuole soprattutto delle fedi anche farlocche, come la questione woke che lei citava prima, la mentalità woke. È una sorta di ideologia, di fede, chiamiamola così, che invece di ritrovare riparo nella ragione e corroborarsi del fatto che il progresso scientifico ha generato anche un progresso tecnologico che ci permette di fare tante cose, in realtà è come se l'uomo regredisse al bisogno di una fede, di schierarsi, di essere tranchant, non di approfondire le cose in maniera razionale, ma di rifugiarsi nel proprio ovile, no? Coi propri simili, con la propria mentalità, con la propria ideologia. Non so se lei condivide questa cosa. No, ma è verissimo, c'è sempre più tifoseria e non razionalità. La tendenza alla fede è una tendenza che l'uomo ha sempre avuto. Pensiamo per esempio al pamphlet contro l'entusiasmo di Toland, no? Non bisogna avere entusiasmo, ma bisogna avere razionalità e capacità critica. Il pensiero critico nasce da una profonda cultura e da un distacco rispetto al mondo che raramente si ottiene nelle masse. Le masse devono essere guidate, devono essere educate, e poi abbiamo un problema proprio anche di formazione culturale, perché se noi andiamo a vedere la struttura intellettuale dei politici del primo dopoguerra era completamente diversa rispetto a quella della nostra attuale rappresentanza politica, dei nostri decisori politici. E anche le scuole formavano in un modo differente i funzionari, le persone, la cultura era tutt'altra cosa. Noi abbiamo un deficit culturale, no? Fondamentalmente, e quando manca la cultura manca poi la capacità di distacco critico, manca la capacità di vedere il mondo, la realtà, i problemi, non soltanto schierati dal proprio punto di vista, Certo. ma sulla base di principi di razionalità. Professore, le chiedo un minuto di pausa e poi ritorniamo subito in onda. Abbiamo una necessità tecnica di fare una piccolissima pausa. Ci risentiamo tra poco. Un minuto. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, abbiamo sentito in 2 spot questioni come pensiero libero, filtri, censura. Staremo qui 8 ore, credo, a parlare, professor Generali, di queste cose se le prendessimo sul serio. Io invece voglio prendere sul serio questo lavoro che lei sta curando, perché lei ha citato prima, tra le altre cose, una figura che mi è molto cara personalmente, quella di Carlo Cattaneo. Carlo Cattaneo è stato un grandissimo illuminista lombardo, possiamo definirlo così, no? Perché in lui la ragione era un faro assoluto, la ragione che portava all'osservazione della realtà empirica, pragmatica, aideologica, mi viene da dire. Ed infatti è stato un maestro molto trascurato da tutti. Mi ha fatto molto piacere che lei l'abbia citato, ma c'è anche un capitolo del libro, del volume che lei sta curando, lei lo citava prima, nel quale un grande storico, il professor Carlo Capra, si occupa della società lombarda nell'età rivoluzionaria e napoleonica, no? Ecco, c'era un filone lombardo incarnato da Carlo Cattaneo
che consentiva di unire, se mi permette professore, poi non so se lei è d'accordo, ma lascio subito la parola, questo approccio illuminista, pragmatico, che ereditava i migliori valori del pensiero della rivoluzione francese, quello di Carlo Cattaneo, con una forte base di motivazioni anche valoriali, perché l'approccio pragmatico, razionale, non esclude che si abbiano dei valori. Carlo Cattaneo aveva dei valori in cui credeva, no? La sua dottrina anche politica nasceva dall'analisi pragmatica, storica e delle basi reali. In questo era anche molto vicino a Marx, ne abbiamo parlato col professor Minazzi in una precedente conversazione, no? E quindi un approccio empirico, strutturalista, ma anche molto libero e nello stesso tempo una griglia di valori solidi intorno ai quali puoi incarnare un progetto, una direzione anche di elaborazione politica e ideale, no, professore? È questo che manca forse, e manca questa strutturalità sia nell'analisi della realtà sia nella griglia di valori che conducano a un progetto per modificare la realtà. Guardi, lei, Fabio Minazzi è uno dei maggiori studiosi di Cattaneo oggi. Io sottolineo sempre un percorso. L'Italia è un grande paese, ha grandi risorse. Esiste una tradizione che io definisco di Italia civile. Questa tradizione di Italia civile parte dall'illuminismo lombardo, passa attraverso Cattaneo, si incarna nell'altro risorgimento di Della Peruta, che Della Peruta ha descritto, quindi quello di Cattaneo, quello razionalistico, quello laico, quello non, per intenderci, non della monarchia piemontese. Si esprime poi nel periodo della Resistenza e oggi, dal secondo dopoguerra ad oggi, in cui i funzionari della pubblica amministrazione e della società civile si difendono dallo Stato di diritto, certe volte anche a costo della loro vita. Cattaneo è sicuramente un illuminista. C'è sempre stato un dibattito tra Cattaneo e positivista. No, Cattaneo è illuminista e il suo riferimento, il suo maestro Romagnoli si lega strettamente a questa tradizione illuministica lombarda. In lui ci sono tanti aspetti significativi, per esempio la riflessione sul linguaggio, efficacissima, assolutamente da condividere, il suo modello di società, il suo modello anche di economia, che Cattaneo insiste sull'utilizzo di fondi privati, dei capitalisti privati, insiste sulla necessità di una crescita economica, ma questa crescita economica deve essere finalizzata allo sviluppo civile, quello che è venuto a mancare nel mondo occidentale con l'imporsi del liberismo, perché se noi vogliamo il New Deal di Roosevelt, il keynesianesimo, esprime il modello economico e sociale di Cattaneo ed è quello che ha fatto rinascere l'Europa, è un modello che rende il capitalismo sostenibile. Non c'è in questo momento, a mio avviso, un modello alternativo alle democrazie liberali capitalistiche, ma questo capitalismo deve essere comunque gestito secondo quei modelli che sono stati di Roosevelt, del New Deal, per evitare una società selvaggia come quella che ci troviamo noi oggi dopo Thatcher e Reagan. I valori di Cattaneo sono quelli del razionalismo, come diceva lei prima, dell'empirismo, del pragmatismo, che sono anche quelli dell'illuminismo. Però noi non dobbiamo dimenticarci che le radici dell'illuminismo sono nella rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica, Galileo, ha una duplice connotazione, che è quella della ricerca scientifica, delle opere tipicamente scientifiche come i Siderus Nuncius o i discorsi sopra due nuove scienze, no? Ma neanche altri di tipo propagandistico come sono quelli del saggiatore e del dialogo sui massimi sistemi del mondo. Perché una delle indicazioni fondamentali della nuova scienza è proprio quella della rivendicazione del libero pensiero e del rifiuto del principio di autorità. Dalla scienza questi concetti, tra 600 e 700, si sono spostati in altri settori e in particolare nei settori civili e politici. L'illuminismo si basa su questi aspetti, sul rifiuto del principio di autorità in ambito anche civile e politico, sulla richiesta del libero pensiero. L'Occidente, la parte migliore dell'Occidente, ha proprio questa, si deve porre in questa traiettoria, in quello che lei definisce una tradizione culturale che purtroppo
si è affievolito, si è offuscato. Non è che manchi del tutto, perché esiste quest'Italia civile. Sì. Il problema è che il potere non ce l'ha quest'Italia civile. Il problema è che è gestito il paese in modo spesso incompetente, purtroppo, senza quelle consapevolezze culturali che invece sarebbero E fondamentali. questo mi pare di cercare- poter dire, professore, a prescindere dalle attuali configurazioni politico-partitiche, no? Non è questione di destra, Assolutamente, sì, sinistra. no, è bipartisan. È Appunto, appunto. degli esempi, non c'entra niente, no. No. Guardi, in fondo le differenze in una società liberale tra le diverse azioni delle diverse forze politiche sono minimali rispetto a quello che dovrebbe essere la competenza tecnica, Ma no? guardi, La capacità di... infatti per certi versi mi viene da dire, professore, qua le differenze non si notano, si notano le differenze di appartenenza ai clan o bande, ma non le differenze Condivido ideologiche, totalmente. non ideologiche, No, certo, valoriali, di certo. cultura politica profonda. Quelle differenze lì non ci sono quasi più, perché che sia zuppa o pan bagnato, perdoni la povertà della metafora, cambia poco. Diciamo solo che la zuppa la amministra una banda o un clan per un certo periodo e poi passa all'altro clan. Mi sembra così, diciamo, adesso semplifico perché sono pur sempre anch'io un allievo di Gianfranco Miglio e quindi cerco di andare al dunque delle cose. Professore, il nostro tempo si è esaurito purtroppo, ma quando questo volume verrà dato materialmente alle stampe noi ci ritroveremo, perché poi mi piacerebbe chiederle quali sono le lezioni della Rivoluzione francese, oltre alle 4 del volume che lei sta curando, che ancora oggi dovremmo rileggere, ripassare, ristudiare. Ma avremo modo di riparlarne. Intanto, grazie al professor Dario Generali, grazie per questa discussione troppo breve. Avremo modo di risentirci, spero, sarebbe molto utile. Buon Natale, lo dico con tutto il cuore. Ci risentiamo presto, professore, grazie. Grazie anche a lei e a tutti gli spettatori, è stato un piacere. A presto. A presto. We'll be fighting in the streets with our children at our feet. And tomorrow's the day worship will be gone. And the men who spurred the song sit in judgment of all wrong. They decide and the shotgun sings the song. I tip my hat to the new Constitution. Take a bow for the new revolution. Sliding free with the change all around. Pick up my guitar and play, just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. Change it had to come. We knew it all along. We were liberated from the golden song. And the world looks just the same. And history ain't changed. 'Cause the banners they all flown in the last war. I'll tip my hat to the new Constitution. Take a bow for the new revolution. Smiling free with the change all around. Pick up my guitar and play, just like yesterday.
We won't get full again, non ci faremo più prendere in giro, cantavano questi signori, gli Who, qualche annetto fa. E ho invece la sensazione che noi continueremo tranquillamente a farci prendere in giro, chi con molto piacere, chi con meno piacere digrignando i denti, ma continueremo su questa meravigliosa strada della presa in giro, che è del resto una delle come dire, attitudini fondamentali per vivere bene, giusto? Giusto, lo chiedo al nostro ospite Fabrizio Amadori, che vedo già collegato con noi, saggista, comunicatore, esperto di tante altre cose. Se volete avere una pallida idea di chi è Fabrizio Amadori, potete anche andare sul suo blog nerosubianco.blog, dal quale trarremo spunto anche per la discussione che facciamo questa mattina. Intanto io ringrazio Fabrizio, che oltre a tutto non dico un amico, ma insomma è una persona con cui posso vantare una conoscenza da tantissimi anni, che ringrazio perché nella sua poliedrica attività ha consentito anche a me di accrescere le mie relazioni e le mie conoscenze, facendomi conoscere tante persone. Grazie Fabrizio intanto, e buona mattina, buona vigilia di Natale. Grazie a te, e volevo anche ricambiare, oltre agli auguri, anche i complimenti. Ovviamente hai un po' esagerato e ti ringrazio, ma poi diventi poco credibile. No, ma non è che ho Dopodiché esagerato. Io invece Ascolta, vorrei risultare credibile dicendo che ad averne giornalisti come te, informati, profondi, che approfondiscono, che cercano sempre di... E devo dire che io anche tra i giornalisti so scegliere. Ci sono tanti bravi giornalisti che bisogna individuare, con cui lavorare. Giulio è uno di questi. No, guarda, se mi posso permettere, se posso dire la mia nel mio piccolissimo. No, io ti ringrazio perché detto da te che hai tanta esperienza di persone e di questioni, so che è vero. Come del resto io non ho esagerato per niente introducendo la nostra conversazione, perché come tu sai io quello che dico qui lo dico fuori di qui. Quasi tutto, so. Al 99,9%, poi c'è quello 0,1 che rimane totalmente indicibile, ma quello non importa, la sostanza è sempre quella, è l'attitudine e la struttura di fondo è sempre quella. E oggi per esempio magari andremo anche a discutere di cose sulle quali non la pensiamo esattamente io e te allo stesso modo, no? E questo è il bello anche della radio, della conversazione. Su tante cose, tu ti sei occupato e ti occupi come comunicatore di tantissime cose. Per esempio la discussione che abbiamo fatto poco fa col professor Generali è anche frutto, no, delle tue conoscenze, delle tue relazioni, del nostro interscambio. Ed è stata una discussione interessantissima, secondo me, una discussione di grande interesse che avremo modo di riprendere, perché ci sono alcune questioni che abbiamo lasciato soltanto sullo sfondo e nell'ombra. Tra le varie questioni di cui ti sei occupato, Fabrizio, tu ti sei anche molto appassionato, e anche questo ha a che fare però con la tua attività, perché nel corso degli anni, anche con il collega Pierluigi Pellegrini in passato, oltre che con me, tu attraverso i canali di questa radio, che si chiamava diversamente ma la sostanza è sempre quella, ci hai fatto conoscere anche tantissime persone che hanno fatto una opera colossale di opposizione e di dissidenza al regime prima sovietico, poi russo, no? Quindi tante persone che hanno pagato con la loro vita difficile questa posizione non facile, non comoda. Li abbiamo chiamati dissidenti per capirci, ma sono persone che hanno messo in primo piano la stella polare della libertà, diciamo, la libertà di pensiero, la libertà del paese in cui vivono e il rifiuto di qualsiasi totalitarismo, che fosse sovietico o che fosse oggi putiniano. Non so quanta linea di continuità ci sia tra il totalitarismo sovietico e quello putiniano. Si possono, diciamo così, dire tante cose al proposito. Io, oltre ai tanti autori che abbiamo citato e che tu ci hai fatto conoscere, ho per esempio in gran pregio un sacerdote, Don Stefano Caprio, che scrive per asianews.it e che è bravissimo a mettere in luce gli aspetti totalitari dell'attuale regime putiniano. Ho fatto questa lunga introduzione perché ho detto tu ti sei occupato di questa questione, credo perché tu abbia cara, come i dissidenti che ci hai fatto conoscere anche in radio, la questione della libertà, no? È una questione che anche da noi non c'è un regime putiniano in Italia, però la questione della libertà, che poi se vogliamo era la stessa che nasceva dalla riflessione col professor Generali poco fa sul lascito della rivoluzione francese, anche quello è stato un emergere di pulsioni, desideri, progetti di libertà. Allora questa questione della libertà oggi ha assunto forse un valore, una declinazione
una centralità del tutto diversa nei suoi aspetti rispetto al passato, però non è meno viva. Siamo in un mondo teoricamente, tendenzialmente libero, ma nel quale la compressione della libertà agisce in modo diverso. Allora la Russia non è un paese libero, certo non lo è negli stessi termini in cui non lo era l'Unione Sovietica, con altre modalità, ma anche con profonde radici storiche, perché il Don Stefano Caprio che citavo prima nei suoi articoli ci ha mostrato le infinite linee di continuità che vanno da Stalin a Putin e attraversano anche la Chiesa ortodossa, no? Apparentemente in maniera contraddittoria, ma come strumento di regime, e la religione come instrumentum regni, come strumento di regime. D'altra parte, nelle nostre società non possiamo dire che la libertà goda di straordinaria salute, perché la superficialità del pensiero, di cui parlavamo poco fa con il professor Generali, non rende libere le persone. La superficialità del pensiero le rende sempre più schiave, anche se noi ci autodefiniamo liberi. Fabrizio, tu mi perdonerai perché io, come al solito, ho fatto un pippazzo introduttivo che è andato ben oltre le mie intenzioni, però ti lascio subito la parola per rimediare. Da dove partiamo nella nostra conversazione? No, hai messo dentro vari spunti, varie suggestioni. Direi che la questione della libertà, come dicevi tu prima, è una questione fondamentale che però va intrecciata, per essere tale, con la conoscenza. Mi spiego meglio. Nessuno ha la verità e infatti questo presupposto, cioè quello che nessuno ha la verità, è lui esso stesso un presidio di libertà, perché solitamente coloro che credono di avere la verità sono dei liberticidi nella storia. Quindi a me piace coniugare da un lato, mettere assieme, pur essendo, diciamo, sembrerebbero apparentemente su binari diversi, andare su binari diversi, la libertà da una parte, la verità dall'altra, la conoscenza dall'altra. Una conoscenza approfondita mostra come effettivamente si proceda in una certa direzione e ci sono cose che si possono dire e che non si possono dire, perlomeno in quell'epoca storica, rispetto a determinate situazioni. Però questo ci mette in una condizione, nonostante questa premessa, che è ancora ben lontana dal poter rivendicare la verità. La dico in maniera molto più semplice. Sì. Proprio coloro che conoscono tanto e che sanno tanto sanno di, questo lo diceva già Socrate 4 secoli e mezzo prima di Cristo, di non sapere. Però l'importante è almeno mettere in moto questa dialettica tra noi e la realtà che è così complessa, e tanto più noi andiamo a conoscere la realtà, quanto più la andiamo a conoscere, tanto più ci rendiamo conto della complessità della realtà. E questo non vale, attenzione, soltanto per la fisica o per la filosofia, evidentemente vale anche per la politica. Allora io dico, nessuno può dimostrare fino in fondo che la liberal democrazia sia il sistema migliore del pianeta o della storia, che lo sarà anche per i prossimi 1000 anni. Qua però si tratta di confrontarsi su nozioni solide, di pensatori solidi, e capire perché per molti la libera democrazia è ancora oggi il meno peggio, o comunque io direi l'opzione più valida. Diceva Churchill che la democrazia è il sistema peggiore di tutti, al di fuori di tutti gli altri, cioè a dire in maniera paradossale e ironica che è la migliore di tutti. La democrazia, poi non dimentichiamoci mai, liberale, la liberale democrazia. Arrivando invece al discorso più Sì. sul discorso che facevi tu, sì, mi pare che come Stalin durante l'invasione nazista, non ci dimentichiamo che Stalin era alleato di Hitler prima di essere stato invaso da Hitler, usò la religione ortodossa che lui diceva di aborrire e che vietò, ci furono molti preti uccisi in quel periodo, da Stalin che usò la religione ortodossa come strumento regni, a Putin, che notoriamente non è mai stato una persona religiosa, che a sua volta si rende conto che la religione può diventare un pilastro in più per sostenere il suo potere, ed ecco qui che lo utilizza. Dopodiché io sono in una situazione che so
anche per i tuoi ascoltatori che magari hanno idee molto diverse dalla mia, io sono qui in punta di piedi cercando di esprimere la mia opinione informata grazie alla conoscenza, come dicevi tu, di dissidenti di fama mondiale. Tra i primi io metterei Boris Nemtsov, che hai conosciuto anche tu quando l'abbiamo portato intervistato dall'ottimo Pierluigi Pellegrini, che saluto se ci ascolta. Io credo che alla fine Boris Nemtsov dimostra ampiamente cosa stavamo dicendo. Ecco appunto, Fabrizio, poi ne cito un altro, no, che tu hai conosciuto e che hai portato, Viktor Erofiev, perché di recente ha pubblicato un libro, però rimanendo sulla figura di Boris Nemtsov, così entriamo nel concreto, ci puoi dire qualcosa di più sul perché questa è una figura così importante? Ha parlato, come tu ricordavi anche qui, però negli articoli, nei pezzi che io ho allegato al post sulla pagina Facebook della radio che introducono la nostra conversazione, sono 4 tue riflessioni, nei pezzi tu approfondisci la figura di Boris Nemtsov. Vogliamo dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori perché è una figura chiave, perché è così importante per capire il passaggio dalla vecchia Unione Sovietica e poi dal post-sovietismo a Putin? Sì, allora Boris Nemtsov è stato un politico di alto livello, un vice premier ai tempi di Yeltsin. Si riteneva che sarebbe stato lui il sostituto, il successore di Yeltsin. Non ci dimentichiamo che molti mettono sullo stesso piano Yeltsin e Putin, ma sbagliano, perché come dice Nemtsov, che ha conosciuto bene entrambi, sia Yeltsin che Putin, Yeltsin non aveva, fammi fare questa descrizione proprio fenomenologica, il televisore acceso nel suo ufficio al Cremlino, perché non era interessato a capire cosa i mass media dicevano di lui. Lui cercava di rispondere agli oppositori o al Parlamento o quando andava lui in televisione, oppure con gli atti del governo, oppure cercando di sostenere una certa legge, in questo rivelandosi profondamente liberal-democratico. E quando un direttore di giornale, di testata televisiva, lo attaccò, qualcuno gli andò a dire: visto il direttore XY che ti ha attaccato? E questo lo riferisce proprio Boris Nemtsov, non lo riferisce Yeltsin. E lui disse: che devo fare? Chiamarlo e dirgli che mi ha fatto arrabbiare e provare a buttarlo fuori? Ma così fanno i tiranni, non fanno i presidenti eletti democraticamente. Quindi già questa la dice lunga su Yeltsin. Purtroppo Yeltsin sbagliò probabilmente a gestire la guerra cecena, in particolare la seconda, e sbagliò anche nel rapporto che ebbe con gli oligarchi. Infine, perché con lui praticamente gli oligarchi sbrillanteggiavano e sbruffoneggiavano, e diciamo che mentre lui a un certo punto cercò di resistere, ed è lì che Putin imparò come gestire gli oligarchi e disse proprio a Nemtsov: andassi io al potere, un giorno dovessi andare, saprò io come trattare con gli oligarchi, cioè sempre lì ad arricchirsi, ma sotto il mio potere, non che io mi faccio mettere i piedi in testa degli oligarchi. Ecco, Yeltsin però, il peggio di tutti, se vogliamo, era un ladro. Era, secondo me, non era un tiranno, l'abbiamo appena detto, persona anche intelligente, stranamente liberal-democratico, considerato che anche lui veniva dalla cultura sovietica, cioè la Russia non ha mai avuto una cultura liberal-democratica, sì. Quindi onore a Yeltsin. Però poi lui e la sua famiglia, la famiglia di Yeltsin era fatta da molte persone rapaci che furono proprio quelle che gli consigliarono Putin, gli segnalarono Putin, e alla fine lui decise di non puntare su Boris Nemtsov ma su Putin, perché, come scrivo in uno dei miei pezzi, uno se non sbaglio è uscito proprio su Economy, un ladro come lui aveva bisogno di un delinquente come Putin per proteggerlo una volta che la magistratura, all'epoca ancora libera, lo avesse perseguito per furto, abbandonato lui il Cremlino. Infatti cosa fece Putin, che su questo è assolutamente, diciamo, corretto con gli amici, più o meno, diciamo, il primo atto che fece fu quello di firmare un decreto in cui sia Yeltsin che la sua famiglia erano protetti da qualsiasi inchiesta o iniziativa della magistratura. Poi la magistratura è stata messa sotto il Cremlino e quindi il problema non si è più posto. Però questo per dirti
che Yeltsin era fatto di luci e ombre, e provò anche, e poi termino su Nemtsov, a agire in maniera poco liberal democratica, soprattutto quando vide che il Partito Comunista, considerato che le cose economicamente non stavano andando bene in Russia sotto di lui, stava di nuovo rialzando la testa. Quindi lui, nel terrore, nella paura che il Partito Comunista riprendesse il potere, fece un po' dei mastruzzi, diciamo così. Però è un peccato veniale, un peccato mortale, non sono io adesso in grado di poterlo valutare. Quello che posso dire è che lui, con la sua cattiva gestione dell'economia russa, ha creato una situazione psicologica per cui il russo negli anni 90 aveva fatto crollare le aspettative rispetto alle conseguenze di un sistema liberal democratico sul piano economico, perché loro dicevano, i russi, vedi, ma se la liberal democrazia fa arricchire solo pochi e ci lascia nella povertà, a che pro la liberal democrazia? Tieni presente, punto a capo, che stiamo parlando di un popolo che a sua volta non aveva mai avuto una reale cultura liberal democratica. Ecco, quello che io imputo a Putin è proprio quello: invece di provare a far girare meglio l'economia nell'interesse di tutta la comunità e di una cultura liberal democratica che doveva ancora attecchire e approfondirsi e migliorarsi anche a vantaggio di un'economia destinata a crescere, ha utilizzato questa situazione per potenziare il suo potere personale e della sua elite oligarchica. Ecco, però Fabrizio, tra poco poi abbiamo una piccola pausa, anzi tra un minuto. La butto là, poi la riprendiamo dopo la piccola pausa. La parabola di Yeltsin e di Nemtsov e di Putin ci dice una cosa, quella che tu in filigrana ci hai già detto, cioè che la Russia, Unione Sovietica prima, ma la Russia, il cuore, diciamo, dell'Unione Sovietica stessa, non ha mai avuto una tradizione liberal democratica vera. Tant'è vera che quando Yeltsin deve scegliere dice: ma insomma, chi è che mi garantisce di reggere meglio questo paese? Putin, non il liberal democratico Nemtsov, no? E alla fine ha indovinato, perché probabilmente da un punto di vista empirico, pratico, e la Russia ci restituisce sempre un'immagine da una parte di alterità, questa assoluta assenza della radice liberal democratica. Ne parlavamo prima con il professor Generali. Noi comunque di Riffe o di Raffe lo spirito della rivoluzione francese, della ragione, dell'illuminismo ce l'abbiamo dentro, no? Anche se magari lo coltiviamo poco e male. La Russia ce l'ha molto meno, questo spirito liberale, illuminista, liberal democratico, e questo fa della Russia un mondo altro, ma nello stesso tempo è un mondo anche molto vicino alla cultura europea. Dal punto di vista culturale la Russia è tanto Europa, ma rimane altro. Allora io vorrei partire da qui dopo con te e poi collegarci all'ultima opera di un'altra personalità che tu hai curato, lo scrittore russo Viktor Erofiev, che è appena uscito con un nuovo libro, molto stimolante anche ai fini del fatto che di ciò che tu hai già scritto sul tuo blog. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche
dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci qui in conversazione con Fabrizio Amadori. Sul post pagina Facebook di Radio Libertà trovate i 4 suoi pezzi, le 4 sue riflessioni sul suo blog nerosubianco.blog che inquadrano questa conversazione che stiamo avendo stamattina anche in relazione alla questione della Russia e della guerra in Ucraina. Fabrizio, la Russia, dicevo prima, è sempre stata qualcosa di altro, ma qualcosa anche di molto vicino in termini culturali. Certo, queste radici culturali affondano piuttosto indietro nel tempo e ci riportano a quel periodo appunto 7-800esco in cui forse la Russia è stata molto vicina all'Europa, pur essendo sempre completamente altra. Quella era l'epoca zarista, quindi un'alterità forte, assoluta. Non parliamo dell'Unione Sovietica e non parliamo di Putin oggi. In questa sua alterità completa io vorrei capire un altro aspetto, ma la Russia è una minaccia per noi perché alla fine lo è stata in termini molto relativi durante il periodo dell'Unione Sovietica, la guerra fredda, e la mutua deterrenza sulla base degli arsenali atomici, che peraltro la Russia ha ancora oggi, larghissimamente. Ecco, questo è il punto. Questa alterità è minacciosa o no? Perché in fondo, se guardiamo alla storia, brutalmente, banalmente, praticamente è sempre stata aggredita la Russia piuttosto che espandersi verso l'Europa. O no? Tu come la vedi? Allora, io ti rispondo brevemente anche alla chiusura prima perché ci tengo, però prima rispondo alla tua domanda di ora. La prima, dunque, dire altro non altra, vorrei far presente, caro Giulio, che questo che si dice dalla Russia, io sono laureato in filosofia su un romanzo, La montagna incantata di Thomas Mann, grande autore tedesco, premio Nobel per la letteratura. Beh, la questione della somiglianza, di somiglianza in realtà molti nell'Ottocento e i primi del Novecento, la prima metà del Novecento, la associavano anche ad altri paesi, non soltanto alla Russia, ad esempio alla Germania. La Germania è sempre stata considerato un paese di passaggio o di unione tra est e ovest, e infatti c'è uno spirito germanico che non è completamente occidentale. Addirittura quando qualcuno, chi era stato l'ultimo, adesso abbiamo scoperto, uno degli ultimi cancellieri grandi, uno dei grandi cancellieri, Helmut Kohl diceva bisogna tenerli sotto controllo i tedeschi perché hanno un qualcosa dentro che alla fine li rende sempre pericolosi. Così da cittadino di primo acchito, senza far troppo il filosofo, mi viene in mente anche una sorta di furia mongolica. Bene o male, i civilissimi tedeschi, cioè quelli che hanno creato la fisica e la filosofia per molti più avanzata, sono quelli che hanno creato in pieno Novecento i lager. Quindi voglio dire, stiamo parlando di tutto un po', cioè non c'è solo la Russia che pone un interrogativo sulla sua reale natura. Sì. La Germania, che per noi forse è ancora più importante, lo pone. Infatti anche questo discorso di una Germania che in questa fase storica ha ragione, ma poi lo vedremo in prospettiva nel futuro, si riarma e si riarmerà più di tutti gli altri, onestamente da liberal democratico che conosce un po' la storia, sapendo che tra l'altro in Germania non è che al potere ci sono soltanto i moderati, cioè che possono andare solo i moderati, ma possono andare le estreme sinistre o le estreme destre. Beh, io farei un ragionamento allora prima ancora che sulla Russia, sulla Germania. Punto primo. Punto secondo, la Russia è una minaccia. In realtà la Russia è sempre stato un paese imperialista, nel senso che noi la guardiamo verso l'Europa e ha fatto magari meno disastri della Francia o della Germania. Ma in realtà la Russia non è stata una potenza colonialista, perché le sue colonie lei ce l'aveva al di là degli Urali e si è espansa fino, ovviamente, andando anche a combattere contro delle tribù, dei popoli che si trovano di lì, perché il Far West non c'è solo in America, c'è il Far East in Russia, fino a Vladivostok. Quindi una conquista la Russia l'ha fatta, punto primo, e anche abbastanza massiccia, punto secondo.
E poi, attenzione, non ha attaccato in Europa. Attenzione, perché anche questa famosa guerra che la Russia avrebbe fatto, la Russia è stata attaccata. Guardiamo bene i motivi per cui la Russia si è scontrata con inglesi, francesi, piemontesi, ad esempio in Crimea. Se guardiamo bene quella guerra ci rendiamo conto che non è che la Russia fosse la vittima e gli altri l'aggressore, è una guerra un po' più complessa. Poi quante persone si ricordano che la Russia aveva attaccato, invaso la Finlandia e poi io parlo degli ultimi nel Novecento e ha dovuto tornare indietro. Quante persone si ricordano del patto Ribbentrop-Molotov, dove c'era stata una spartizione tra il tiranno tedesco Hitler e il tiranno russo, anzi sovietico all'epoca Stalin, per scorporare la Polonia? Dopodiché poi Hitler si è stancato, evidentemente i motivi poi sono complessi del perché Hitler abbia pensato di attaccare l'Unione Sovietica, e pare che una delle ragioni fosse stata data proprio dalla difficoltà che l'esercito sovietico mostrò nel occupare la Finlandia. Quindi vuol dire c'era una connessione tra un'invasione andata maluccio e l'invasione che invece Hitler decise di perpetrare ai danni di quello che fino al giorno prima era un alleato. Quindi dire che l'Unione Sovietica e la Russia prima non fossero aggressivi, direi di no. Direi invece che la domanda vera è: ma com'è che un paese che aveva, ricordiamoci che adesso la Russia c'ha 17 milioni di chilometri quadrati con enormi risorse naturali tutte ancora da utilizzare, l'Unione Sovietica era ancora più grande, 22 milioni di chilometri quadrati, ma devi proprio rompere le scatole ai tuoi vicini. Diciamo che la guerra, come la religione, è un instrumento, un regni per tutte le tirannie, che si chiami Putin, che si chiami Unione Sovietica. Ricordiamoci che l'Unione Sovietica probabilmente è crollata sulla disfatta nell'89 nell'Afghanistan. Anche quella non mi sembrava proprio una vacanza delle truppe sovietiche. Generatrice poi di una quantità di problemi che abbiamo poi vissuto nei decenni successivi, no? Compreso l'abbiamo l'ISIS. Visto, ma è bravissimo Giulio, ma la guerra in Afghanistan era funzionale al potere delle elite sovietiche. Tant'è vero che quando si è andata a impantanare lì, così come sono già andati a impantanare i britannici, e anche la stessa Alessandro Magno è stato cacciato dall'Afghanistan, forse il più grande guerriero della storia. Quindi vuol dire, tutti si sono andati, adesso gli americani, gli occidentali, la NATO, perché nell'Afghanistan c'era la NATO, non c'erano solo gli americani, e tutti a scappare. Bene, c'è andata l'Unione Sovietica, che era confinante, abbiamo visto cosa è successo, che è crollata, alla fine è stata l'ultima spallata. No, invece scusami, volevo tornare alla questione della buona figura. No, la contestazione, la mia posizione personale, criticabilissima, ma questa è la mia. Putin avrebbe dovuto, Putin o chi per lui, Nemtsov se ci fosse stato, ma Nemtsov non avrebbe garantito la protezione a Yeltsin per i suoi furti ai danni dello Stato, quindi la scelta non è stata fatta Putin tiene la Russia. Yeltsin sì, c'è stato forse anche quello, perché comunque Putin mostrava un po' di carattere. No, il problema vero per Yeltsin, che aveva paura di essere arrestato, cioè Yeltsin aveva paura di essere arrestato. Dice, chi di questi mi può garantire? Saldare la ghirba. Putin. Esatto, Putin mi sembrava quello che... Poi certo, Putin aveva anche qualche altra qualità. La qualità migliore, secondo me, l'avrebbe mostrato dando torto ai russi che pensavano che il sistema liberal democratico non avrebbe portato vantaggi, invece lui ha sfruttato per suo interesse, suo della sua elite, questa è la mia posizione, questa situazione per creare che cosa? Guardiamo com'è la Russia oggi, un sistema di oligopoli e monopoli dove l'economia non è affatto cresciuta, dove è cresciuto soltanto il valore degli idrocarburi, esiste proprio anche una quantità, un prezzo degli idrocarburi sul mercato internazionale andando sotto il quale l'economia russa andrebbe a soqquadro. Lui ha creato questa situazione, termino, di oligopoli, monopoli, nella mia personale interpretazione, che è quella innanzitutto dei grandi dissidenti che ho conosciuto, molto più informati di me. Lui ha creato una situazione di oligopoli e monopoli perché lui ritiene, attenzione, questo è il passaggio fondamentale, che il libero mercato sia lo step precedente la liberal democrazia. Quindi lui sta molto attento a che il libero mercato non sia davvero libero. Infatti quello è un sistema capitalista misto, dove la gran parte delle grandi strutture comunque sono in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, controllate dal Cremlino, e poi c'è tutto il discorso delle prebende che, secondo molti accusatori di Putin, lui si beccherebbe dagli oligarchi che si prendono, faccio un esempio, un oligarca guadagna 1 miliardo quell'anno, 200 milioni li deve passare al Cremlino. Questa è l'accusa che gli viene fatta da molti contestatori.
Ecco, Fabrizio, a questo punto io vorrei citarti Viktor Erofiejev, no? Che tu ben conosci, ovviamente. È al centro di un bell'articolo, anche questo l'ho messo nel post sulla pagina Facebook della radio, nella nostra conversazione, di Stefano Caprio, sul dorso mondo russo della rivista asianews.it. È stata presentata l'altro giorno, da poco insomma, dallo scrittore russo Erofiejev, che vive a Berlino dal 2022, che è criticissimo della politica aggressiva del Cremlino fin dall'annessione della Crimea che tu citavi. Erofiejev ha presentato a Praga il suo ultimo libro che si intitola La nuova barbarie, un romanzo di fantasia sulla colpa della Russia. È una riflessione sulla coscienza attuale dei russi, sulla nuova barbarie di Putin e sulle sue radici storiche e psicologiche. Ma anche sull'essenza eterna di un carattere tipico nazionale russo che riporta a quella alterità di cui parlavo io in termini molto semplificatori, no? Molto banalizzanti. Però in realtà c'è questo nucleo. Erofiejev infatti inizia il suo libro con una storia, una parabola, una sorta di parabola per far capire il concetto del senso di colpa in Russia e il fatto che nessuno, diciamo, si assume mai le responsabilità. Allora, la parabola è questa qui e che riguarda sua nonna, no? Simbolo del temperamento della Russia. Mia nonna, scrive Erofiejev, Anastasia Nikandrovna, era una bellezza dalle guance rosee, ma a volte anche le bellezze rompono le tazze. La tazza blu le scivolò dalle mani, cadde sul pavimento della cucina e si ruppe, frantumandosi in 1000 pezzi, lasciando solo il manico rotto in un angolo nella sua inutile integrità. La nonna non ha mai detto ho rotto una tazza. Diceva esattamente così, si è rotta la tazza, come se una tazza potesse rompersi da sola. Avrebbe potuto rompersi accidentalmente ed è quello che è successo. E immagino mia nonna disperata in preda a un impeto di rabbia, perché aveva anche un temperamento feroce che rompe deliberatamente la tazza, ma non la immagino mentre decide di scusarsi. E infatti la nonna non dirà mai ho rotto la tazza, ma appunto si è rotta la tazza. E questa tazza rotta incarna il concetto di colpa russo, il rifiuto categorico di riconoscere il senso di colpa e la colpa. E anche perché forse, scrive Don Stefano Caprio in questo caso commentando Erofiejev, forse perché in quel paese la punizione per un crimine commesso non è mai proporzionata al crimine, ma sempre maggiore. E questo è molto interessante come racconto, come aneddoto, no? Sì, allora tieni presente che io da teorico della scrittura, perché poi quando faccio la persona seria faccio questo, oltre al comunicatore ovviamente, che provo a fare al massimo delle mie capacità, credo molto nelle narrazioni che funzionano ma che non necessariamente sono reali, nel senso che questa è una, tra virgolette, interpretazione curiosa e interessante che funziona sul modo in cui la nostra mente... Cioè, in sostanza, poi ti lascio subito la parola. Il concetto è questa parabola raccontata da Erofiejev vuole significare che la repressione del senso di colpa, la sua eliminazione dalla coscienza, è diventato un fenomeno automatico per i russi. Certo, no, è chiarissimo, chiarissimo. No, ma questo l'avevo colto ed è una cosa simpatica. Dopodiché io non so se davvero si possa estendere a un popolo questo genere di... reazione psicologica, questo automatismo. No, sai perché Erofiejev la estende sicuramente anche alle classi dirigenti, perché dice nessuno si è assunto la colpa per il crollo dell'Unione Sovietica, né capi partito né militari. Certo. Nonostante ciò, però Putin ripete spesso che il crollo dell'Unione Sovietica è stata la più grande tragedia dei nostri tempi. Esattamente, già questa la dice lunga sulla anche chiarezza, nel senso che tutti ad agitarsi dicendo che Putin non è un comunista, non viene dalla dittatura comunista, non vuole ripristinare la dittatura comunista, peccato che lui è quello che dice che il crollo dell'Unione Sovietica è stato il peggior disastro del Novecento. Poi è chiaro che non vuole riportare l'Unione Sovietica, perché lui vuole dei centri di potere economico sotto il controllo del Cremlino, sotto il controllo della sua persona. No, era per dirti che è interessante questo stimolo che ci dà Erofiejev, però direi, da diciamo teorico della scrittura, lo approfondirei ulteriormente, perché alla stessa maniera
altri paesi. Faccio un esempio, pensa alla Spagna franchista, anche il franchismo è arrivato fino agli anni 70, bisognerebbe capire che cosa, e poi prima c'era stata anche in Spagna, non è che è stata mai una gran liberal democrazia, fino ad oggi, dove invece è diventata, parliamo del fascismo, il fascismo, allora noi parliamo sempre della Germania che ha fatto i conti col nazismo, allora la vera domanda, e lo chiedo, io non ho una risposta, però è interessante porsi una domanda. L'Italia ha fatto veramente Fabrizio, conti col appunto, mi viene da dire che anche noi italiani siamo quelli che si è rotta la tazza, non l'abbiamo rotta esattamente, noi, no? Esattamente. Perché forse, poi ancora più vedere, forse ancora più dei russi, mi viene da dire ancora. Bravo, era lì che voleva arrivare. Io non so se più dei russi, però se andiamo a vedere l'Italia, almeno una gran parte dell'Italia, i conti col fascismo e le elite che hanno tolto la casacca fascista e dopo 3 secondi ne avevano un'altra di casacca comunista. E poi ad esempio, scusami, apro e chiudo la parentesi, vado un attimo molto, ma è proprio 10 secondi, sì. L'Austria, che adesso anche l'Austria che ha salutato l'arrivo di Hitler, no? L'annessione del 38, ma signori, l'Austria ha fatto i conti con il nazismo, perché a me non risulta. Quindi voglio dire, ci sono un po' di paesi in Europa, oltre la Russia, che forse dovrebbero fare i conti con la propria storia, anche dal punto di vista dei culturali e linguistici che dicevi tu. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda Nemtsov, che poi non ti ho risposto, sì. Lui è un ex governatore di una zona ad est di Mosca, grande liberal democratico, grande amante della correttezza e della trasparenza. Lui tra l'altro era un laureato in fisica che si butta a fare politica, amato dal suo popolo, amato anche dai politici del Cremlino finché c'era Yeltsin, amico tra virgolette di tanti, comunque in buone relazioni con Putin, nei limiti del possibile. Nei libri che lui scrive, Nemtsov, e 2 ne ho seguiti io in Italia tanti anni fa, ad esempio Disastro Putin, io devo dire che non ha mai un tono di odio o particolarmente acido nei confronti di Putin, perché l'ha conosciuto, perché ci ha lavorato per lungo tempo, perché ne vedeva i pro e i contro. Poi sapete, una persona che incomincia a fare il tiranno non esce fuori subito con la maschera. Ricordiamoci che anche Mussolini ha incominciato a bloccare la libertà di stampa dopo un po', non l'ha fatto subito. Putin per un certo periodo permetteva ai suoi oppositori di scrivere libri perché non riteneva che il libro di per sé potesse essere pericoloso per il suo potere. Adesso non è più così, addirittura non si possono fare le manifestazioni con 3 persone per strada, perché nel frattempo la tirannia putiniana è peggiorata. Ma Putin per un certo periodo aveva concesso queste cose perché non era ancora nella possibilità di fare questo famoso giro di vite, e questo giro di vite l'ha fatto con questa guerra. Questa guerra gli ha permesso di togliere ulteriori libertà al popolo russo e a, come dire, giustificare questo dicendo che c'è il pericolo alle porte. Ora io dico sempre, concludo su questa già troppo lunga considerazione su Putin, che alla fine purtroppo le persone di buon senso si possono accorgere che la narrazione di Putin, che la Russia era in pericolo se la NATO fosse entrata, se l'Ucraina, scusami, fosse entrata nella NATO, viene sbugiardata, viene a cadere, diciamo in maniera più elegante, dal fatto che era proprio questa guerra che avrebbe dato il pretesto alla NATO di attaccare la Russia, considerato il voto all'ONU che questa è stata considerata una guerra della Russia da condannare. Voi avete visto eserciti della NATO invadere la Russia? Non vi risulta? Sapete perché la Russia non si può invadere? Perché è una superpotenza nucleare. Ma questo vale anche per gli Stati Uniti d'America, vale anche per il Regno Unito, vale anche per la Francia. Tutti coloro che hanno le bombe atomiche, meglio non toccare sul loro territorio. Tra l'altro, Fabrizio, a livello di curiosità, proprio di questi giorni, era il 17 dicembre e i giorni successivi del 2021, poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina, Mosca proponeva un trattato all'Alleanza Atlantica per allentare le tensioni in Europa. Era appunto il 15/17 dicembre del 2021. Mosca chiedeva all'Alleanza Atlantica il ritiro delle sue infrastrutture militari alle posizioni del 97, cioè prima dell'adesione di alcuni paesi dell'Europa orientale alla NATO. Quello era il fulcro della proposta
del trattato proposto alla NATO da parte della Russia. Come si sa non se ne fece nulla e poi ci fu l'invasione ucraina. Però vorrei tornare, se tu consenti, alla metafora della tazza rotta, perché ci consente di individuare un altro protagonista della storia e dell'attualità russa, la Chiesa ortodossa, no? Erofiev nel suo libro dice in sostanza che la metafora la parabola della tazza rotta si adatta perfettamente anche alla Chiesa ortodossa, che non si è mai scusata per la collaborazione a un regime formalmente ateista come quello sovietico, un regime che usava, come Stalin fece, la Chiesa ortodossa per addormentare le coscienze dei pochi fedeli veri rimasti e per alimentare la propaganda ideologica comunista a livello internazionale. La Chiesa ortodossa non si è mai scusata neanche del fatto che si è impadronita della rinascita religiosa spontanea post-sovietica e delle coscienze dei fedeli per rimetterli sotto il controllo dello Stato, in questo caso attualmente con Putin. E il patriarca Kirill di recente si è vantato che nessun'altra città al mondo vede tante chiese in costruzione come Mosca. Peccato che, qui lo nota Don Stefano Caprio, ci vadano a pregare sempre meno gente e solo per sostenere la guerra. Esatto, questa è la contraddizione. Come fanno le persone religiose a sostenere la guerra? Ma questo non vale solo per i russi, vale per tutti i paesi del mondo, diciamo, no? Perché almeno la religione, le persone religiose hanno un alibi di credere nei grandi ideali, nei grandi valori. È ovvio che se un paese viene attaccato qualcuno deve andare a difenderlo, no? Come è successo ad esempio Russia-Ucraina. Però alla fine la guerra non va bene, ma va bene per vari motivi, non solo perché ci sono dei morti, ma perché poi i morti sono sempre, alla fine, almeno all'inizio di una generazione. È anche normale, ti faccio questa domanda provocatoria, che vadano a morire i ventenni? Cioè, allora, se la guerra la scatenano i settantenni, ma perché non se la vanno a combattere? Qua faccio l'adolescente che fui, e io ho scritto un saggio, forse lo ricorderai, un pamphlet negli anni 90, avevo 27 anni, Giovane e Potere, dove dicevo: ragazzi, dovete prendere più potere. Questo lo direi anche ai ragazzi russi, no? Ma perché devono decidere le persone di oltre 50, 60, peggio ancora 70 anni di scatenare la guerra, se poi a combatterla dovete andare voi? Cioè, ve lo ricordate quei tre aerei pieni di Rambo russi che dovevano in 2 giorni conquistare da soli praticamente Kiev? Erano dei Rambo. Io li ho conosciuti, ne ho conosciuto uno di Spetsnaz, questi qua che sono i berretti verdi russi. Elicotteri, si buttano gli aerei, vanno in profondità nel mare, spaccano un collo con una manata. 300 ragazzi di questo tipo morti all'istante, perché evidentemente poi l'Ucraina, imbeccata, devo dire, grazie al cielo, da americani e britannici, ha detto: guarda che ti sta arrivando l'aereo cattivo dalla Bielorussia, tra parentesi, e lo fecero saltare. Quindi questo per dire cosa? Nelle guerre ci sono tante cose sbagliate, perché dire sono morti civili, lo so anch'io che dispiace che muoiono i bambini, ma il problema è che non è neanche normale che vadano a morire dei ragazzi di 20 anni per una guerra. Poi in questo specifico tutte le guerre che scoppiano sono senza senso. I contrasti non possono venire con uno che attacca l'altro. I contrasti si devono risolvere in maniera diplomatica. Questo vale per i russi e gli ucraini. Ora però, a maggior ragione, una guerra che non ha senso come questa, perché tu mi hai detto, e chiudo questa cosa della NATO, ma certo era la premessa, l'alibi per poi fare quello che faceva. La NATO c'era già nei paesi balcanici, grazie a Dio per i paesi balcanici, perché i paesi balcanici vedevano la deriva che stava prendendo la Russia sotto Putin, non sotto Yeltsin, che era uno tranquillo. L'Ucraina ha dato 5.000 testate nucleari a Mosca negli anni 90, Trattato di Budapest del 94, perché si fidava della Russia. Gli ha dato le bombe atomiche con la garanzia che la Russia non avrebbe mai attaccato l'Ucraina. Abbiamo visto i risultati. Fabrizio, 2 cose. La prima, chiudo il capitolo su Viktor Erofiev traendo spunto da una serie di osservazioni che lui ha fatto presentando il libro l'altro giorno a Praga, no? Il libro di cui parlavo prima. E poi una seconda questione te la voglio porre come conclusione della nostra conversazione. Ci ritorniamo sopra. La prima è questa. Allora, Erofiev ha ricordato presentando il libro che lui ha vissuto per lungo tempo a Parigi, perché suo papà, il padre dello scrittore, lavorava come interprete di Stalin prima e poi è stato mandato come diplomatico appunto a Parigi, no? Dove il piccolo Victor cresce con la convinzione che l'Europa è casa sua. Anzi, lui la definisce la mia stanza libera, senza per questo rinunciare alla propria identità russa. Dopodiché riesce a pubblicare addirittura in Russia un testo sul Marchese de Sade, il sadismo e il XX secolo, semplicemente perché gli schiaffa dentro una citazione di Engels sul sadismo, no?
Però la cosa che mi ha molto colpito è che, ricordando i periodi passati da lui vissuti tra Europa e Unione Sovietica, Erofiev afferma che ai tempi di Brezhnev c'era più libertà che nella Russia di Putin, perché sotto Brezhnev non si cercava più di costruire il comunismo, ma era il comunismo che costruiva case di lusso per gli alti funzionari. Oggi invece siamo finiti nel buio della notte, non ci sono più nemmeno analogie con il passato, forse soltanto con gli ultimi anni di Stalin. Che insomma, detto da Erofiev, non lo dico io, non lo dici tu, ma uno che l'ha vissuta sulla propria pelle, mi sembra una cosa su cui perlomeno riflettere. Io ho un approccio pragmatico e critico verso tutto e verso tutti, ma quando parla una persona che se l'è vissuta addosso la questione della libertà, in termini empirici, materiali, esistenziali, beh, se dice una roba del genere io ci penso sopra e come. Esatto. Poi consiglio a tutti, per avere un punto di vista diverso, il libro di Kasparov, L'inverno sta arrivando, pubblicato in Italia del 2015, che anticipa quasi pedissequamente, in maniera, devo dire, imbarazzante e straordinaria, come lui, Kasparov, il grande campione di scacchi, quindi un abituato a prevedere le mosse del nemico, diciamo, il nemico in questo caso è Putin. In questo libro, L'inverno sta arrivando, dice cosa avrebbe fatto Putin seguendo le coordinate di un tiranno, evidentemente. Per Brezhnev, mi ricordo il grande amore che Brezhnev aveva per il Rolls Royce, era anche uno abituato a spaccarle, diciamo. Per quanto riguarda invece questo che diceva Erofiev, sì, su Putin, due cose. Mi pare che sia proprio Kasparov a dire che Putin assomiglia un po' a metà strada tra Stalin, quindi cerca di crearsi una dottrina, ora che è morta quella del comunismo, ma anche Abramovich, amando lui i lussi. Vi ricordo che c'è questa famosa dimora che lui dice che non esiste sul Mar Nero, pare che sia costata 1 miliardo ed è dove lui va ogni tanto a fare le vacanze, che fa impallidire le dace, chiamiamole così, di Brezhnev. Vorrei anche ricordare, concludo, che per dare ragione, ne avesse bisogno a Erofiev, nei tempi di Putin, del potere di Putin, soprattutto nella seconda parte del suo potere, i rapporti reali della Russia con l'Occidente erano nettamente inferiori ai rapporti che aveva avuto l'Unione Sovietica. Quindi sono perfettamente d'accordo con quanto dice Erofiev, per le fonti che ho. Sì, non a caso Putin aveva paura di contatti troppo stretti con l'Occidente, lui aveva paura che l'Ucraina si avvicinasse non troppo alla NATO. Abbiamo appena detto che una potenza nucleare non si può attaccare, ma alla UE, perché nel momento stesso in cui tu dici che i russi non sono fatti per la liberale democrazia e i fratelli dei russi, cioè gli ucraini, che tu dici sono lo stesso popolo, dicono no, noi vogliamo essere liberali democratici entrando nell'Unione Europea, ecco che la narrazione di Putin sfuma e magari l'Ucraina sarebbe diventata davvero più ricca, avrebbe avuto non solo più valore democratico ma più valore economico. Abbiamo appena detto che l'economia russa non cresce perché è fatta di monopoli e di oligopoli che arricchiscono lui e la sua elite. Conclusione, sono perfettamente d'accordo che Putin doveva stare lontano dall'Occidente. Sai, una bella cosa, quando poi uno come Putin dice, testuale, che la civiltà occidentale non esiste alcuna civiltà ma solo fetida degradazione, allora abbiamo finito di discutere, capito? Perché non abbiamo più un terreno comune. Tanti saluti, perché tu non tolleri la libertà, punto e basta. Però questo ci porta a una conclusione. Quella che volevo fare, adesso siamo già oltre i tempi, quindi ti devo chiedere un tweet più che una conclusione. Abbiamo parlato di libertà in Russia, a me mi pare tanto che anche noi abbiamo fatto l'operazione della tazza. Sono affari loro, noi invece siamo liberi, sani, belli e intelligenti. Non mi pare. A te cosa pare, Fabrizio? Non mi pare, dobbiamo guardarci tutto il giorno davanti a uno specchio appena ci svegliamo e diciamo: per migliorare me stesso, cosa voglio fare oggi? Cosa ho fatto ieri? Migliorare noi stessi vuol dire migliorare la nostra comunità, cercare di capire i nostri talenti per non rimanere degli adulti frustrati, ma per dire ho vissuto una vita pienamente coltivando un talento che sono riuscito a individuare. E attenzione, perché nella nostra società, e in questo tu hai perfettamente ragione, anche tu tra la grana lo dicevi, non sempre ci vogliono liberi e soddisfatti, ci vogliono magari poco liberi anche di mente, ma poco liberi anche della nostra creatività. Dobbiamo essere più creativi nelle cose che facciamo, coltivare anche solo più interessi se non riusciamo a fare il lavoro che ci piace.
E con questo, Fabrizio, tu ci hai anche fatto un bellissimo augurio, natalizio o no che sia. Mi associo a questo tuo auspicio / augurio. Ringrazio Fabrizio Amadori, nerosubianco.blog, partite da lì. Grazie Fabrizio, e vediamo di migliorarci. Buone feste a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, un saluto a tutti, buone feste a tutti coloro che ci hanno seguito. Avete